Tragedia nel pomeriggio in centro a Treviso, 22enne senza tetto pakistano si butta nel Sile davanti a un passante. Il corpo recuperato poco dopo era disperato perché non vedeva un futuro, raccontano gli amici. Sequestro di beni per 400.000 euro ad un clan di etnia rom a Padova, moglie, marito e suocera coinvolti in rapine e truffe. Risultavano nulla tenenti ma possedevano gioielli e terreni. Uno di loro percepiva il reddito di cittadinanza mentre è tornata a casa dopo essere stata dimessa la turista tedesca accoltellata. A Sottomarina resta indagato il 25enne sospettato dell'aggressione. Dopo lo scandalo della piattaforma spiona scoperchiato da un'azienda trevigiana con video intimi sul web, scatta l'allarme per le aziende Veneto sotto attacco, non pagate i riscatti. Bimba di 5 anni danneggia un'opera d'arte per cercare di disegnare su una tela all'interno di una galleria d'arte. Nei guai a Jesolo una famiglia di turisti polacchi. Papa Leone ha confermato padre Ramira alla guida della Pontificia Basilica di Sant'Antonio e del Convento del Santo per i prossimi 4 anni, sorpreso e grato le sue prime parole. Il Palio del Vecchio Mercato vive le sue giornate clou, domani alle 16.30 in diretta su Antenna 3 la gara delle donne, domenica sempre in diretta alle 17.30 la corsa attesa da tutta la città. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione regionale dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie, la cronaca che ci porta in centro a Treviso dove si è consumato un dramma. Oggi pomeriggio un 22enne di origine pakistana si è tolto la vita lanciandosi nel Sile da Ponte San Martino. Tutto è successo in pochi minuti, intorno alle 15. Saman Rama Muammar era in compagnia di 3 connazionali quando ha posato il suo zaino con all'interno documenti, cellulari e pochi averi. Ha scavalcato il parapetto del ponte per poi lanciarsi nel fiume prima che qualcuno riuscisse a trattenerlo. La forte corrente l'ha prima portato alla cascata della centrale dove sarebbe riemerso per qualche secondo prima di sparire definitivamente tra i flutti. Subito è stato dato l'allarme, sul posto sono giunti i sommozzatori dei vigili del fuoco oltre che polizia e carabinieri. È stato l'elicottero del SUEM a individuare il corpo dopo diversi sorvoli lungo il tratto del Sile tra Ponte San Martino e quello della Gobba. Il suo corpo è stato recuperato intorno alle 16.30, pochi metri prima del ponte di ferro dei Giardinetti di Sant'Andrea, mentre la salma è tornata a terra lungo la riva di Ponte Dante. Inizialmente alcuni testimoni parlavano di una caduta accidentale nel tentativo di recuperare una palla, ma il ritorno sul posto degli amici e la testimonianza di uno di loro non lascia dubbi. Il 22enne era arrivato a Treviso da poco tempo e viveva in condizioni precarie dormendo nei parcheggi del Dal Negro. Pare frequentasse la vicina sede della Caritas e non fosse sposato, ma a casa avesse una difficile situazione economica che, sommata all'incertezza di un futuro in Italia, l'avrebbe spinto al gesto estremo. Ovviamente tutti i dettagli nell'edizione di Treviso alle 19.30. Siamo a Padova ancora con la cronaca per un maxi sequestro di beni ad un clan di etnia rom, il caso scoperto da un'operazione della Guardia di Finanza. Una banda criminale a conduzione familiare, lui 38 anni, sulle spalle oltre 40 sentenze, lei 33enne, beneficiaria di reddito di cittadinanza, insieme a loro la suocera. I 3 di etnia rom pluripregiudicati sono al centro dell'operazione che ha unito la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza di Padova. Il Tribunale di Venezia, dopo gli accertamenti, ha disposto il sequestro di beni mobili ed immobili del valore di 380.000 euro e il regime di sorveglianza speciale. È una misura questa quindi finalizzata a rintracciare quelli che sono i proventi illeciti, perché come nel caso di specie ma anche in altri casi risultano persone nulla tenenti e attraverso appunto dei prestanome, persone che quindi a loro volta per dissimulare e quindi interrompere e non far risalire ai proventi illeciti si prestano a questa attività, prestanome quindi con l'individuazione di reinvestimenti appunto del provento illecito in beni immobiliari, in campi piuttosto che in beni di valore facilmente fungibili come gioielli o anche monete in oro. Infatti i 3 erano proprietari di vari terreni e fabbricati non solo nel Padovano ma anche nelle province di Treviso, Venezia e Rovigo, in parte intestati a prestanome ma di
fatto utilizzati da loro. 3 fabbricati, 5 terreni, un box, una casetta mobile e un'altra abitazione, denaro contante e gioielli. La coppia, insieme alla suocera, era specializzata in truffe e rapine anche violente. Nel 2023 avevano partecipato al furto di una borsa contenente pietre preziose per il valore di quasi 5 milioni di euro ad un rappresentante orafo lungo l'autostrada del Brennero. Il commerciante si era fermato per il foro di uno pneumatico fatto dalla banda che, approfittando della sosta, lo aveva derubato. Per questo erano destinatari di una misura cautelare in carcere. Nella lunga sfilza di reati nel loro curriculum criminale anche l'utilizzo indebito di carte di credito, furto di monete antiche e di valore e il furto di orologi Rolex avvenuti nelle province di Venezia, Padova, Piacenza, Ravenna e Trento. Sono persone che poi si sono specializzate nei reati predatori, quindi non solo le truffe ma anche in alcuni casi rapine o furti di ingente valore, quindi in questo caso siamo riusciti anche a così contestualizzare una parte dei proventi delle attività illecite che quindi vengono quindi colpire anche i patrimoni illecitamente acquisiti che quindi vengono sottratti a chi ha commesso questi tipo di reati, e poi la misura personale della sorveglianza, appunto una maggiore e più capillare attenzione sulle condotte di queste persone. È tornata a casa la turista tedesca dopo essere stata dimessa dall'ospedale. È stata dimessa dall'ospedale ed è già rientrata nel suo paese. Monica Grimm, la turista 35enne tedesca di origine polacca, coltellata lunedì notte a Sottomarina mentre era a passeggio con la sua cagnolina Lucky, ritrovata solo dopo alcuni giorni perché era scappata. Resta indagato e ancora in ospedale, dove era stato sottoposto a un accertamento sanitario obbligatorio il 25enne che avrebbe aggredito la donna. I carabinieri non hanno ancora trovato il coltello, ma continuano a visionare le immagini delle telecamere della zona per trovare ulteriori dettagli, in attesa della decisione della procura dopo l'iscrizione nel registro degli indagati. Dopo lo scandalo della piattaforma spiona scoperchiato da un'azienda trevigiana con video intimi sul web, scatta l'allarme per le aziende. Veneto sotto attacco, non pagate i riscatti, dice l'esperto. Nonostante il quadro emerso sia davvero inquietante, è ancora operativa e lo resterà per un po' la piattaforma web con le immagini tratte da videocamere private installate in abitazioni, centri medici e studi di estetista in Italia e all'estero, video rubati, comprese scene intime, nudi, sesso, un vaso di Pandora scoperchiato da un'azienda trevigiana, la Yarix. Il provvedimento di oscuramento, questo è il nodo, può avvenire solo dopo gli accertamenti della Procura distrettuale di Venezia, operazione che richiede tempo e che potrebbe essere appesantita dai nuovi indizi emersi, senza contare che molte delle vittime sono di fatto inconsapevoli e non hanno denunciato. Indaga la Polizia Postale del Veneto. Intanto per Valentino Pavan, ideatore proprio a Treviso del Data Protection Forum, evento nazionale sulla sicurezza informatica, si tratta della classica punta dell'iceberg. In Veneto violazioni della privacy e attacchi hacker sono all'ordine del giorno, nel mirino le aziende. Il classico attacco è tramite i cosiddetti ransomware, che sono dei software che servono per rendere indisponibili i dati dell'azienda e tramite il pagamento di un riscatto vengono resi disponibili. E sono molto più frequenti e sempre in aumento. E così il pericolo si insinua tra semplici email, falle del sistema informatico, disattenzioni, mancanza di aggiornamenti. Il Veneto poi è particolarmente esposto. Per la tipologia di attacchi il Veneto è particolarmente appetibile perché ci sono tante aziende medio-piccole con poca predisposizione a preoccuparsi di questo tema, che però dopo, quando si verifica, le mette in crisi, e chi attacca sa bene quali sono i mercati migliori. Poi c'è anche la disponibilità economica magari di pagare un riscatto, cosa che non si deve fare. Non pagare riscatti quindi è l'imperativo, adottare buone pratiche la regola. Il mio consiglio è prevenire, pensare, mettere in atto tutte quelle attenzioni che sono necessarie, che sono anche più economiche di ripagare un riscatto e sicuramente molto più economiche dei danni che ne derivano, perché prevenire, come si diceva il vecchio adagio, prevenire è meglio che curare, ma in questo caso è assolutamente vero.
E siamo alla politica, regionali e centrodestra, mentre a Udine Matteo Salvini si dice fiducioso che presto uscirà il nome del candidato. Fratelli d'Italia invece lancia un messaggio agli alleati. Se qualcuno pensa di, come dire, limitare anche l'azione comunicativa del nostro partito, noi invece abbiamo scelto di incominciare a muoverci, di cominciare a parlare ai cittadini, stare in mezzo alla gente, nei mercati, sui manifesti. Il suo campeggia in bella mostra con Giorgia Meloni. Quello del candidato governatore in pectore Luca De Carlo è fuori già da tempo, ma non chiamateli manifesti elettorali, solo messe a disposizione, perché se è vero che ufficiosamente le liste sono sul tavolo e i nomi circolano, Fratelli d'Italia non ha ancora modo di ufficializzarle. Difficile capire come comporle in modo definitivo se non si sa chi sarà la scelta finale sulla corsa governatore, e non solo. Il messaggio verso Palazzo Balbi è diretto. Non abbiamo ancora una data, non abbiamo ancora ovviamente nessuna idea su quando realmente si andrà a votare. Solitamente prima si dà la data, giusto? Prima si dice quale sarà la data, come è successo anche nelle altre regioni, e poi si ufficializzano i candidati. Per cui noi siamo in attesa, però non è che possiamo aspettare che esca la data. Fratelli d'Italia esce, perché abbiamo lavorato in questi anni tantissimo nel territorio, sul radicamento territoriale, nei municipi. Fratelli d'Italia scalpita e vuole risposte. Nelle stesse ore a Udine un Matteo Salvini serafico si dice tranquillo. È plausibile che il candidato venga scelto proprio quello delle Marche? Ma io spero che venga scelto il prima possibile, perché ho incontrato tanti imprenditori, tante associazioni, tanti cittadini, non vedono l'ora di scendere in campo e di vincere. Quindi l'obiettivo è vincere, convincere. Come Lega abbiamo tante idee, tanti uomini da proporre. Il mantra Lega resta il Veneto al Carroccio. I meloniani sono convinti che la matematica sia dalla loro parte e non è più questione soltanto di voti alle politiche o alle europee. Altra stoccata agli alleati. Qualcuno in passato ha detto che Fratelli d'Italia prendeva voti solo alle politiche e alle europee e nelle elezioni territoriali invece non prendeva voti. Questa è per noi la dimostrazione che non è come qualcuno vuole raccontare, perché è cambiato il mondo negli ultimi anni. Noi siamo una forza credibile, forte anche sul territorio. Se qualcuno pensa, come dire, di fermarci, questo non è così. Ingrediente per un piatto che più piccante non si può sul tavolo imbandito per il centrodestra, mentre tra i papabili per il Carroccio il segretario federale tende a escludere uno dei nomi in ballo, quello di Lorenzo Fontana. Lorenzo sta facendo benissimo il Presidente della Camera, non so che intenzioni abbia, ma immagino che voglia continuare a fare il Presidente della Camera. Così dunque dal centrodestra al fronte del centrosinistra compatto nella coalizione che sostiene Giovanni Manildo in prima edizione con Nicola Zanetti, invece Paolo Benvenu di Rifondazione Comunista che ancora non trova il dialogo con Manildo. Quello che noi abbiamo posto quella che noi abbiamo composto come condizione fondamentale, oltre ovviamente ai temi programmatici, è la questione della visibilità, cioè del riconoscimento della presenza di Rifondazione Comunista all'interno della coalizione di centrosinistra. Lo abbiamo detto esplicitamente con il nostro comunicato. Noi naturalmente abbiamo già dimostrato anche nel passato, insomma, che siamo in grado di agire in autonomia, insomma, di presentarci comunque alle elezioni. Noi crediamo che in questa fase sia importante rafforzare il campo dell'opposizione sia a livello nazionale sia nella nostra regione contro le politiche del centrodestra. Naturalmente c'è un confronto, io penso che questo confronto debba risolversi positivamente. Se non sarà così va bene, non è che, voglio dire, ci mancano le proposte e le idee, insomma, per comunque essere presenti a queste elezioni. Non abbiamo nessun problema, noi siamo una forza che, come dire, che guarda soprattutto alla prospettiva, insomma, no? E soprattutto a intervenire in maniera efficace su quelli che noi consideriamo essere gravissimi problemi che riguardano il Veneto e la società veneta. Siamo a Jesolo, una famiglia di origini polacche ora nei guai a causa della loro bambina di 5 anni e che ha danneggiato un'opera d'arte.
In un momento di confusione nella galleria Orler di via Bafili a Jesolo, una bimba polacca di 5 anni in vacanza con i genitori lunedì scorso ha danneggiato una preziosa opera all'interno. Credendo che una tela di Enrico Castellani dal valore di circa 200.000 euro fosse un foglio da colorare, ha tentato di raggiungerla arrampicandosi su un'altra opera, la scultura in oro 24 carati dell'artista goriziano ma jesolano d'adozione Carlo Pecorelli, fratturando però le zampe del ragno. I responsabili della galleria sono prontamente intervenuti, ma i danni ormai erano stati fatti. L'opera del valore di circa 30.000 euro è stata sostituita con una simile. L'artista la porterà in riparazione. Va riaggiustata e saldata, lucidata, ha spiegato Pecorelli, ma potrà occuparsene solo un'azienda specializzata. Vigilanza ancor più serrata, rassicura Orler d'ora in avanti sul pubblico presente, mentre è stato concordato con la famiglia polacca un risarcimento di cui non è stata resa nota la cifra. Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco. Si tratta di uno di quei tanti episodi, alle volte simpatici, alle volte un po' particolari, che accadono durante l'estate a Jesolo, una città che è strapiena di persone sempre per tutta l'estate e fortunatamente anche di famiglie con bambini. Ecco. Ovviamente l'invito è sempre quello di avvicinarsi ai luoghi dell'arte e della cultura con una certa cautela e attenzione nel rispetto delle opere d'arte e del lavoro e dell'ingegno di tante persone. Voltiamo pagina. Papa Leone ha confermato padre Ramina alla guida della Basilica di Sant'Antonio di Padova e del Convento del Santo ancora per i prossimi 4 anni. Padre Antonio Ramina è stato confermato rettore della Basilica di Sant'Antonio a Padova. Lo ha comunicato ai Frati del Santo il delegato pontificio Monsignor Diego Giovanni Ravelli dopo la comunicazione della Segreteria di Stato Vaticana. Innanzitutto con un certo senso di sorpresa, perché guardandomi indietro scopro che questi 4 anni già vissuti sono passati via velocissimi e per tante ragioni mi sembra di essere ancora molto agli inizi di questo servizio che ho cercato di svolgere. Poi chiaramente sentimento di gratitudine per chi ha rinnovato la fiducia, quindi nei confronti della Santa Sede, tanta gratitudine anche nei confronti dei frati con i quali in questi anni ho cercato di lavorare, gratitudine nei confronti delle istituzioni che hanno sempre avuto con la Basilica, con noi frati, dei rapporti molto belli, molto pazienti a volte, ma certamente di grande collaborazione. Quelli passati sono 4 anni di incontri ed esperienze all'ombra delle cupole del Santo, dove quotidianamente migliaia di pellegrini arrivano da tutto il mondo. Scoprire Sant'Antonio, intuire la sua profondità, la sua passione di Vangelo, ecco, io ho potuto valorizzarla proprio grazie agli incontri che ho vissuto. Ecco, quando si è qui in Basilica si parla con molte persone di provenienze le più diverse, si intuisce quanto sia grande la forza di Sant'Antonio, quanto sia seria la sua passione di seguire il Signore e di annunciare in tutti i modi la pace. Padre Antonio Ramina rimarrà in carica fino al capitolo del 2029, 4 anni in cui si lavorerà anche per le celebrazioni degli 800 anni dalla morte di Sant'Antonio. Certamente nel quadriennio che si apre da qui in poi cercheremo con i frati, con le istituzioni di preparare nel migliore dei modi questo appuntamento, proprio perché credo che Sant'Antonio sia un po' un infinito, un mondo sempre da scoprire, e quindi avremo modo di recuperare tanti messaggi che appartengono alla sua figura, alla sua spiritualità, ma anche tanti messaggi nuovi che la Basilica con i suoi tesori di arte e di devozione continua a consegnarci giorno dopo giorno. Il palio del vecchio mercato di Montebelluna giunge al weekend clou. Domani dalle 16:30 su Antena 3 vi racconteremo il palio delle donne, invece attesa per la giornata di domenica, dove sempre Antena 3 dalle 14:30 con una lunga diretta vi porterà alla partenza del palio alle 17:30. Si chiude così il telegiornale regionale, grazie per averci seguito. Previsione del tempo dopo la sigla, una buona serata, arrivederci.